Riproviamo. 100. Ok. Bene. Bene, 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 bene. Adesso si vede bene. Dicevamo, aggiornamento. Al Senato il Movimento 5 Stelle ha votato perché non si votasse una risoluzione prima del Consiglio europeo. Ho già esaurito tutte le parolacce per poter definire questa cosa. Notare, perché tante volte, scusate, vorrei essere molto preciso su questo, perché tante volte si fa un uso strumentale del non ha votato, non ha detto. Esempio tipico di uso strumentale. Che ne so, su una legge che parla di caramelle, eh, si mette un emendamento a favore che parla, che ne so, della fame nel mondo, il governo non lo appoggia e la maggioranza non lo vota e l'opposizione si straccia le vesti dicendo il governo non ha votato il mio emendamento per la fame nel mondo e quindi è a favore della fame nel mondo, no? Ecco, questa roba qua normalmente, che è una poracciata tipica, no? Di tutte maggioranze e opposizioni, non è questo il caso, ok? Quindi non è una cosa messa lì in modo strumentale dall'opposizione, da noi, e la maggioranza invece fa quello che deve fare e quindi noi l'accusiamo così tanto per accusare. Da sempre, prima di un Consiglio europeo, il Presidente viene in aula e fa una comunicazione e riceve dall'aula un atto di indirizzo. Quindi non è una cosa pretestuosa nostra, cioè non è che abbiamo cercato di fare un colpo di mano e adesso ci strappiamo le vesti, ma non si è mai fatto. Si è sempre fatto il contrario, vale a dire, sempre, prima di un vertice, anche quello dove si devono vedere per parlare della curvatura delle banane, il Parlamento dà un atto di indirizzo. Ci siamo? In particolar modo, attenzione, in particolar modo se si deve trattare o negoziare delle questioni economiche finanziarie, deve presentarsi anche negli step precedenti, quindi anche nelle fasi di negoziazione, quindi prima degli Eurogruppo e cose di questo tipo. Invece in questo caso se ne è fregato sia della 234, vale a dire della parte precedente della fase di negoziazione, e cosa però ancora più grave, contro ogni prassi, no? Ha ben pensato di sostituire la risoluzione con una semplice comunicazione, quindi arriverà, ci racconterà la favoletta e via andare. Oggi il presidente Fico ha detto no, ma tutto regolare, dato che ci sono sempre delle cose dette in questo caso, e la politica non si fa con cose dette, ho scritto ancora Fico. Cosa devo fare? Però almeno nella storia rimarrà che ci ho provato. Ho scritto ancora Fico chiedendo se non fosse il caso, pur sapendo che l'ordine del giorno risulta definitivo nel momento stesso in cui viene comunicato alle Camere, se non fosse il caso di rendere questa votazione non quella per l'Europa, è semplicemente la votazione per decidere il calendario pubblica, perché una cosa è farlo nel segreto della capigruppo dove nessuno può vedere, nessuno può discutere, cose di questo tipo, e almeno una decisione così importante farla prendere dall'assemblea. Gli ho scritto, vediamo che mi dice, anche se immagino di che si parlerà e quale sarà la risposta. Altra cosa che sinceramente eh, deve essere chiara, secondo me, sempre dal punto di vista della prerogativa delle Camere e quindi sempre dal punto di vista dei presidenti delle Camere,
è se devono stare zitti ancora molto a vedere il proliferare delle task force. Ora, io l'ho detto ieri in aula e così via, ma che caspita mi rappresentano le task force? Ci sono 14 commissioni, ci sono le commissioni d'inchiesta, in queste vengono gli esperti chiamati, auditi, si parla, c'è un gran via vai e così di questo tipo. Perché io devo fare la task force di Colau? La task force di non so, ma sapete che ce ne sono alcune di cui neanche immaginavo l'esistenza. Ma voi, tanto per dirne una, la sapete che esiste la task force Donne per un nuovo rinascimento? Cioè, oh, adesso noi tutti, noi tutti amiamo tantissimo le donne, non credo di poter essere, non credo di poter essere tacciato di disprezzo nei confronti del genere femminile, lo amo tantissimo. Ma esiste la task force Donne per un nuovo rinascimento? Con la presidente del CERN, Ilaria Capua, che a me ovviamente che rispetto tantissimo perché è una di quelle che aveva detto in anticipo più o meno cosa sarebbe successo, ma che cacchio è? La task force antibufale. Ma, a questo punto la prossima interrogazione è se sappiamo che ci dicano quante sono le task force, cosa servono, ma perché? Allora, se l'intento è quello di sostituire tutto il Parlamento e tutte le commissioni parlamentari con delle altre, con le altre, con altre persone scelte di gradimento in questo momento del governo, ma, ma altrimenti... No, ma non preoccupiamoci di cosa costano, mettiamo anche che vadano solo con i rimborsi spese o cose di questo tipo, ma mettiamo anche che paghino loro, guarda, per entrare nelle task force, no? Ma non devono esistere, c'è un Parlamento, ci sono i vostri rappresentanti che in questo momento stanno venendo autocastrati dalla maggioranza e sostituiti da parte del governo con delle task force per dire, fare non si sa che cosa. Ma è gravissimo! È gravissimo! A me spiace insistere sulla questione della democrazia, mi piacerebbe parlare di altre cose, ma vorrei che fosse chiaro che se si andasse in Parlamento e costantemente si votassero cose contro quello che io dico di fare, come è normale perché sono all'opposizione, ma a me andrebbe bene. Mm, a un certo punto i rappresentanti vostri, specialmente quelli che hanno votato Gabbana, impostazione, quelli che dicevano mai col PD e adesso invece sono lì a reggere il sacco al PD, ma almeno li potete andare a prendere per strada per chiedergli informazioni. Cioè, il deputato 5 Stelle che voi che per tutta la campagna elettorale, posto che l'abbiate visto, ha detto mai col PD, viva, viva Beppe, no? E così di questo tipo, e adesso è lì a fare il governo col PD, si spera che non lo rieleggerete. Almeno avete quel tipo di responsabilità. No, invece noi abbiamo la task force di Colau che, che vuole, come vi ho detto, l'immunità. Cioè, l'immunità va di modissima, eh. Cioè, c'è il MES, c'è la task force, no? E così di questo tipo. E per certi versi, se devo essere sincero, mi sembra che invece quelli che forse dovrebbero averla rischiano di non averla perché avete visto che cosa succede, no? Cioè, all'interno di tutta questa situazione, cosa si sta pensando di fare? Si sta andando a indagare la Lombardia.
Io sinceramente, se fossi qualche amministratore della regione Lombardia e così di questo tipo, comincerei a essere un pochettino preoccupato. Perché sapete com'è? Si veleggia su un po' di morti. Io quando vedo un magistrato che va in una casa di riposo per anziani a dire che è morta della gente, quando c'è un'epidemia nel mondo che per la maggior parte dei casi uccide le persone anziane, è il passaggio successivo per la, diciamo, per, per la provocazione è andare a vedere un cimitero, constatare che sono tutti morti e indagare il sindaco. Io quando, scusate, io quando vedo che la magistratura parte indagando una cosa ovvia e risaputa, mi viene il sospetto che la questione sia strumentale. Vorrei ricordarvi appunto l'episodio del 2012, il 2012 che io ho seguito abbastanza bene perché 2011-2012 che io ho seguito abbastanza bene perché segnava l'arrivo del MES, segnava l'arrivo di Monti, no? E cose di questo tipo. Bene, quel tipo di sostituzione di governo iniziò esattamente con un attacco finanziario, con un attacco giudiziario su una questione che era nota a tutti e che fino a prova contraria non era esattamente indice di reato. Allora, che a Berlusconi piacessero le ragazze, penso che chiunque avesse fatto una X sul simbolo di Forza Italia lo sapesse. Beh, all'epoca partì un'indagine con il fior fior della magistratura milanese. Voi capite bene che quel tipo di impostazione era per andare su un qualcosa che tutti sapevano, no? Vado su un qualcosa che tutti sapevano e evidentemente c'è un'idea politica. Se io adesso vado a indagare sulle morti nelle case di riposo degli anziani, quando in tutto il mondo c'è un virus, allora evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Come connessione KO, no? Io qua a me va, ragazzi, non ricomincio, ok. Questo timore, tra parentesi, questo timore che le cose non vengano prese a pretesto da parte della magistratura per fare delle indagini